Haile Selassie, imperatore di Etiopia. Julius Nyerere, presidente della Tanzania. Jafar el-Nimeiri, presidente del Sudan. Marian Guabi, presidente della Repubblica Popolare del Congo. Hanno partecipato a Mogadiscio alla 7ª sessione della Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Africa centrale e orientale, che ha coinciso proprio con il 2° anniversario della rivoluzione somala. La loro presenza dà prestigio al governo somalo e avvalora la posizione che la Somalia intende assumere nella nuova fase della politica per l'unità africana. La sessione si è chiusa con quella che è ormai nota come la Dichiarazione di Mogadiscio, frutto del contributo di tutti quei paesi che si sentono impegnati su un fronte comune contro i paesi razzisti e contro l'imperialismo. È una dichiarazione assai dura e intransigente. Sul documento si sono avute riserve di paesi come la Repubblica Centroafricana o il Malawi, mentre il rappresentante del Kenya ha addirittura lasciato la conferenza. Nella dichiarazione si afferma che la lotta armata contro i residui coloniali è l'unica via giusta e si dà un appoggio pieno ai vari movimenti di liberazione. La presenza di Haile Selassie ha destato sensazione, soprattutto considerando i problemi di frontiera che contrappongono la Somalia all'Etiopia. Presidente, in queste giornate di Mogadiscio si è inserito un fatto importante, la visita dell'imperatore d'Etiopia Haile Selassie. Cioè, forse storicamente può cambiare qualcosa nei rapporti fra la Somalia e l'Etiopia? È la prima volta nella storia che l'imperatore mette piede in Somalia? Prima di tutto l'imperatore Haile Selassie è venuto per partecipare alla conferenza di Centro Africa Orientale, conferenza regionale che interessa di parlare, discutere e pianificare come possono lavorare meglio insieme la gente o gli stati di questa regione.